Buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Ci troviamo all'albergo Forcelletto dalla Cima Grappa e andremo verso il bivacco Murelon. Parcheggio trovate vicino all'albergo e si prosegue verso il rifugio Bocchette. Dopo circa 3 km fatti, praticamente sempre asfaltati, siamo arrivati centro didattico ambientale Valpore e da qui si può arrivare anche in macchina, però poi diventa tutto troppo corto. Questa è la Maiga Valpore. Eccoci qui, dopo circa 2 ore abbiamo accorciato di 40 minuti con il nostro ritmo. Siamo arrivati al bivacco che è già abitato in questo momento ed ora andiamo a scroccargli il fuoco. Ha rispettato... Sì dai, sto giro ti sei salvato. Onesto. I consigli come amico di passeggiata. Amico di montagna, Nicola Tessarollo, nelle vie del nord. Like. Fai vedere cosa abbiamo portato. Oh, che sito. Sì. Cos'è Giulia? Spiega. Round. Di? Da dove? Lasciamo questo bivacco dopo aver mangiato. Ho fatto pochi video che eravamo concentrati nel vivere il momento. Siamo anche in tante persone, siamo circa 10 e è stato molto bello. Guardate che vista. Eccoci qua, siamo quasi arrivati alla macchina. È stato un giretto di un totale di 4 ore di camminata e il bivacco molto bello, molto carino. Abbiamo trovato occupato, però con lo spirito giusto, nel senso che c'è stato un momento di coesione tra 2 gruppi e quello è il bello di vivere il bivacco insieme anche a altre persone. Lo consiglio a tutti se vi trovate qui in provincia di Vicenza, anche per scoprire un'altra parte del Monte di Grappa oltre al sacrario che tutti siamo abituati a vedere. Io vi saluto e ci vediamo in un prossimo video.